Conferenza stampa oggi per la presentazione dell'evento benefico San Calogero abbraccia la valle a Casa San Filippo che si svolgerà il prossimo 12 luglio alle 20:30, tenuta dall'Associazione Tammura di Girgenti. L'ospite d'onore dell'evento sarà Silvio Schembri, inviato della Iene, il rettore del santuario di San Calogero, padre Veneziano, e il comico Sasà Salvaggio. L'associazione ha anche presentato il progetto Olcura di integrazione che vede l'inserimento nel gruppo di bambini e ragazzi diversamente abili. Presente anche il dottor Giuseppe Gramaglia, primario del reparto di pediatria dell'ospedale di Agrigento, e Lea Gebbia dell'associazione AMDIAB e il Biagio Licata dell'associazione Tammura di Girgenti. Siamo alla quarta edizione di un evento che accomuna centinaia di visitatori agrigentini e non solo. Quest'anno ritorna la motivazione benefica. Destineremo l'intero incasso all'ospedale pediatrico, nello specifico all'ambulatorio di diabetologia, guidata magnificamente dal dottore Gramaglia. Gli artisti gratuitamente saranno sul palco come Dioscuri, il violinista Arrego, abbiamo Dario San Martino e The Summer Band, abbiamo la Fisorchestra Aldo Passarello. Ospite grandioso nazionale abbiamo Sasa Salvaggio. Come ospite d'onore sarà presente Silvio Schembri, che è un inviato della trasmissione Le Iene. A presentare l'evento come ogni anno sarà il giornalista Davide Sardo insieme alla bellissima Silvia Ferrotti. Vi aspettiamo il 12 luglio alle ore 20 al tenda al Tempio di Giunone, e grazie al dottore Gramaglia che ci dà la possibilità di donare questi soldi all'ospedale dove magnificamente appunto il dottore lo dirige. È un'emergenza per i bambini, tant'è che nel 2018 noi abbiamo avuto 13 casi di esordio di bambini diabetici che abbiamo trattato direttamente ad Agrigento e che non hanno fatto il viaggio della speranza che facevano fino al 2013 a Palermo o in altre sedi. Devo dire che è sorto questo ambulatorio grazie un po' alle insistenze da parte della dottoressa Lea Gebbia dell'associazione Madri Bambini Diabetici, ma anche con la convinzione di fare del bene al territorio, perché purtroppo la patologia diabetica in età pediatrica sta avendo anche un incremento. Mentre prima i bambini venivano trasferiti ed erano fondi per l'azienda di mobilità passiva, oggi vengono trattati da noi sia all'esordio con le chetoacidosi sia per quanto riguarda il follow-up. Se ne occupano due miei dirigenti medici opportunamente formati, hanno fatto un corso master di diabetologia pediatrica a Verona di un anno, la dottoressa Piera Buscarino e la dottoressa Albino. Hanno completato il loro percorso di studi anche in endocrinologia e diabetologia pediatrica. Per ben 2 anni sono stati al Bambin Gesù di Roma, quindi professionalità messa a disposizione da parte nostra dell'unità operativa complessa di pediatria per i bambini diabetici, proprio perché si sta verificando nel territorio anche una incidenza. Il nostro impegno è soprattutto il supporto alle famiglie che subiscono l'esordio e quindi sono un po' spaesate. Possiamo dire con orgoglio che esiste l'ambulatorio di diabetologia pediatrica, fortemente voluto da me perché in Agrigento non esisteva il nulla ed eravamo costretti a fare i viaggi della speranza. Quindi questi bambini, perché siamo partiti con 2 bambini, adesso sono 100 che sono seguiti nel nostro ambulatorio.